Quindi l'altra volta mi avevate chiesto di conoscere chi sono questi primi parlamentari eletti nel Goriziano che vanno a rappresentare il territorio a Roma. E avevamo visto che erano 4 di lingua slovena e 1 italiano. Ebbene, lui è Giuseppe Wilfan. Lui era un liberale di lingua slovena, triestino, viene eletto che aveva 43 anni ed era praticamente il maggiore esponente della comunità slovena regionale. Era il presidente dell'Edinos, che era, diciamo, un'associazione che raccoglieva decine e decine di circoli culturali e quindi pubblicavano un giornale e quindi era, diciamo, il leader riconosciuto, diciamo, tra parentesi viene eletto sia nel collegio di Gorizia che nel collegio di Trieste. Di orientamento ecco, era di orientamento liberale, era un liberale, lui era un liberale ed era stato eletto in periodo austriaco nella dieta di Trieste, quindi era un deputato eletto nella dieta, diciamo nella vecchia dieta di periodo asburgico. Lui di mestiere faceva l'avvocato e aveva un noto studio a Trieste e naturalmente era un sostenitore della causa jugoslava e fino perlomeno a quando non fu fatto l'accordo di pace definitivo, e lui subì anche nel 1920, gli distrussero praticamente lo studio di avvocato. Lo distruggono lo stesso giorno in cui le squadre d'azione triestine di giunta incendiano il famoso Narodni Dom, l'Hotel Balkan, perché quel giorno non solo viene distrutto l'Hotel Balkan, ma vengono anche devastate alcune sedi di associazioni, alcuni studi professionali di avvocati conosciuti a Trieste, e quindi lui subisce anche questa esperienza. Naturalmente quando viene eletto in Parlamento, talvolta diciamo, lui cerca anche di parlare in sloveno in Parlamento, ovviamente creando notevole disappunto e disagio. E diciamo, comunque era, essendo molto conosciuto, lui viene rieletto anche alle elezioni del 24, quindi nel 1924 verrà eletto nuovamente in Parlamento italiano, nel Parlamento italiano. Però lì, nel secondo mandato, nel 26 ci sono le leggi eccezionali che vedremo, praticamente lui comincia ad essere arrestato, nonostante fosse un deputato del Parlamento italiano. Quindi viene arrestato un paio di volte e finché praticamente decide nel 28, quando è ancora deputato, di andarsene dall'Italia. Si stabilisce a Vienna e quindi dove riapre, insomma, il suo studio di avvocato e anche gira per l'Europa a tenere conferenze sui diritti delle minoranze. Quindi lui diventa anche un esponente di un movimento europeo che aveva come tema quello della difesa dei diritti delle minoranze nazionali. Quindi gira un po' per l'Europa finché alla fine degli anni 30 si stabilisce a Belgrado. C'è la guerra, ovviamente lui ha già ha oltre 60 anni, quindi non partecipa direttamente, però aderisce al fronte di liberazione jugoslavo e nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, collabora anche con la Lega dei Comunisti Jugoslavi, che lo nomina un po' come esperto per i problemi adriatici, quindi soprattutto in vista, sapete che nel dopoguerra sarà molto complicata la storia, no? Per i confini che finiranno appena nel 1954 con Trieste, ma come abbiamo visto la storia vera finirà proprio solamente nel 76,
75, 75 con l'ultimo trattato. Ecco, quindi lui in pratica muore a Belgrado, ma viene sepolto a Lubiana, essendo lui sloveno, quindi non. Lui muore nel 55, quindi aveva 70, dunque nato nel 70, quindi aveva 22 più 50, 77 anni. Scusa, nel 24 l'intervista era portata, è arrivato al Parlamento. Dunque, nel 24 la storia è ancora complicata perché nel 24 le elezioni saranno particolari, in quanto ci sarà il grande listone fascista che verrà fatta la legge Acerbo, famosa legge Acerbo, che diceva che il partito che prendeva più voti prendeva la maggioranza in Parlamento. E naturalmente lui viene eletto sempre in rappresentanza della piccola percentuale di minoranza che vengono in Italia. Quindi diciamo, mentre il partito fascista avrà, adesso non mi riporterò anche le percentuali, il 60% dei deputati in Parlamento, l'altro 40% era rappresentato dagli altri partiti socialista, comunista, popolare, e diciamo venne rieletto anche sempre in questa lista, in questa grande alleanza slovena, e infatti verrà eletto sia lui che anche un altro deputato sloveno di Gorizia, un popolare. Quindi nel 24 c'era ancora una lista slovena? Sì, c'era ancora, ecco, nonostante la Mazzurotti. Sì, nonostante tutto. Siamo ancora in fase democratica. In cui, diciamo, siamo in una situazione in cui i partiti non sono fuori legge, ma di fatto sono messi nell'impossibilità di operare pubblicamente, insomma, no? Però sono ancora, fra virgolette, legali. Allora, questo è quindi Wilfan. Questo è un altro, il secondo deputato, si chiamava Karlo Podgornik. Lui era nativo di Čepovan. Čepovan è un piccolo paesino a pochi chilometri di distanza da Gorizia, italianizzato in Chiappovano. Lui, ecco, era coetaneo di Wilfan, perché lui aveva anche 43 anni, anche lui quando viene eletto, era avvocato anche lui era di orientamento liberale, e se vi ricordate lui diventerà così un tratto caratteristico, perché se vi ricordate, quando dopo nei primi giorni di novembre del 1918, alla fine della guerra, quando arrivano le prime truppe italiane a Gorizia, in quel contesto, se vi ricordate, chi aveva seguito gli altri anni, si costituiscono due governi provvisori a Gorizia, uno filo italiano e uno filo sloveno. E quando arrivano in prefettura il primo generale, insomma, che si presenta alle autorità, lui lo riceve in quanto presidente del governo provvisorio jugoslavo e gli dà il benvenuto in Jugoslavia, quindi diciamo sarà noto perché appunto darà il benvenuto in Jugoslavia a questo generale italiano, per dire che insomma era uno sloveno che si era battuto per l'annessione di queste terre all'Italia. Mi scusi, prego. C'è da precisare che la Jugoslavia non esisteva, si chiamava Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Si doveva ancora costituire, perché il Regno di Jugoslavia verrà dato adesso negli anni 20, adesso non ricordo bene, ma inizialmente si costituisce, come giustamente diceva Carlo, si costituisce come Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni. Ma ancora di fatto non si era costituito, stiamo parlando alla fine della guerra, proprio nei giorni... Sì, ma la cosa volevo dire, l'ha fatto arrivare in uno stato che non esisteva. Sì, che era in fase di costituzione, perché effettivamente la Jugoslavia, ad eccezione della
della Serbia, che era uno Stato autonomo e indipendente, la Croazia, la Slovenia, la Bosnia e Erzegovina appartenevano all'impero austro-ungarico, quindi diciamo vanno a costituire questo nuovo Stato tutti questi territori che appartenevano all'Austria, no? Come poi dopo anche altri stati si formeranno, la Cecoslovacchia, l'Ungheria che si separerà, quindi, e anche la Polonia dopo la prima guerra mondiale si costituì mettendo assieme pezzi che appartenevano all'Austria, alla Russia e alla Prussia. No, quindi sì, dopo la prima guerra mondiale si costituiranno vari stati. Quindi diciamo lui viene ricordato anche per questo fatto che oggi diremmo abbastanza singolare, insomma, no? Ecco. E anche lui quindi era un liberale, non viene riconfermato nel 1924, non viene rieletto, e quindi praticamente rimane sempre un sostenitore della causa jugoslava. Viene durante il ventennio discriminato, chiaramente perché viene tenuto sotto controllo dalla polizia, più volte gli lanciano sassi contro le finestre perché si rifiutava di esporre la bandiera italiana, quindi subì diciamo tutta una serie di e nel 1941, quando le truppe italo-tedesche invadono la Jugoslavia, lui come tanti altri viene arrestato e mandato in uno dei campi di prigionia per civili. Lui viene inviato in provincia di Urbisalia, in provincia di Ancona, e quindi allora lui poi dopo l'8 settembre chiaramente c'è la liberazione dai campi, rientra a Gorizia. Anche lui non prende parte direttamente alla lotta di liberazione come partigiano, ma diciamo aderisce al fronte di liberazione, quindi è un sostenitore della lotta antifascista e antinazista, e questa sua diciamo, posizione filo-jugoslava comporterà soprattutto nel biennio 45-47, quei anno e mezzo, 2, in cui non era chiaro se Gorizia sarebbe stata italiana o jugoslava, quindi e ci saranno le manifestazioni pro-Jugoslavia, pro-Italia, quindi con scontri anche di piazza. Ecco, lui verrà molto spesso colpito anche dai nazionalisti italiani, tanto che nel 47, quando vengono definiti i confini, e quindi Gorizia passa all'Italia, lui se ne va da Gorizia e si stabilisce a Salcano. Salcano, per chi non è di qua, è un paesino proprio appena oltre il confine, diciamo, addirittura nel ventennio era una frazione, diventa a un certo punto una frazione del comune di Gorizia. Salcano era frazione del comune di Gorizia. Negli anni, a fine anni 20, quando riorganizzano amministrativamente, vengono accorpati i comuni, anche qui da noi molti comuni per esempio vengono accorpati, il comune di Capriva comprendeva anche Mossa, San Lorenzo e Moraro, quindi diciamo c'è l'accorpamento e quando Medea faceva parte del comune di Formos. Ecco, quindi in quel periodo lì, ecco, Salcano entra a far parte del comune di Gorizia, quindi lui si stabilisce a Salcano. Quindi anche lui di estrazione liberale, e anche lui faceva parte della dieta provinciale di Gorizia, perché lui era stato eletto nella dieta provinciale in periodo asburgico. Quindi diciamo i due avevano avuto una storia politica abbastanza simile. Questo è il terzo deputato, anche quello di orientamento liberale, e si chiamava Giuseppe Laurencic, o Lavrencic, perché si dovrebbe scrivere Lavrencic, dopodiché la lettura Laurencic, non sono un esperto. E lui invece era di Postumia, quindi uno di quei territori che viene annesso alla provincia di Gorizia quando non faceva parte della dieta di Gorizia Gradisca, ma viene unito perché faceva parte della Carniola e viene unito assieme a Idria nel 21 alla provincia di Gorizia. Lui era un industriale
un industriale, e era, diciamo, viene eletto a 62 anni, quindi era diciamo, il più vecchio, fra virgolette, diversamente giovane rispetto agli altri. E lui non viene rieletto la volta successiva, anche se c'è da dire, lui era un convinto nazionalista sloveno, tanto che alla pari dei nazionalisti italiani che venivano internati in Austria, anche lui, perché ci fu, prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, il governo austriaco internò in Austria, quindi rinchiuso nei campi di internamento, coloro che potevano dare fastidio, quindi i dirigenti socialisti, i dirigenti nazionalisti italiani e anche i dirigenti nazionalisti sloveni. Quindi lui nel periodo bellico fu internato in Austria. E non viene rieletto, come dicevo prima, e muore, diciamo, pochi anni dopo, negli anni 30, a Postumia, dove si era ristabilito. Ecco, quindi diciamo questo è il terzo dei 4 deputati, tutti di orientamento liberale. Ecco, il quarto invece è un cattolico, anzi è un prete, perché questo è Virgilio Šek, Don Virgil Šek, che era, lui aveva 32 anni, quindi era il più giovane di tutti quanti, e aveva frequentato il seminario di Gorizia, quindi era stato ordinato sacerdote proprio alla vigilia della guerra, anzi all'inizio della guerra, nel 1914, ricordiamoci che qui la guerra scopre nel 14. Anche lui è uno di quelli che difendeva i diritti nazionali sloveni. Non viene rieletto anche perché nei suoi confronti, siccome aveva questa posizione decisa, no, a favore dei diritti delle minoranze nazionali, dobbiamo pensare nel 24 si comincia il Vaticano, si cerca di trovare l'accordo con il governo fascista, e quindi diciamo un personaggio come lui, che era un acceso difensore dei diritti delle minoranze, viene emarginato anche all'interno del mondo ecclesiastico. Al suo posto verrà eletto un altro cattolico, ma non un prete. E infatti lui, durante il ventennio, verrà, fra virgolette, ricompensato in quanto verrà nominato sacerdote a parroco di Cesana. Cesana è una località, un paese abbastanza grande, grosso, si trova a pochi chilometri da Trieste, quindi diciamo è anche amministratore delle parrocchie della diocesi di Trieste. E quindi viene fra virgolette, però viene tenuto sotto controllo durante l'intero ventennio fascista, perché era uno che veniva accusato di insegnare ai bambini il catechismo in lingua slovena, che come vedremo era proibito, di aver costituito all'interno delle parrocchie le scuole slovene illegali, perché ovviamente non era possibile farlo, e quindi viene tenuto sotto controllo dalle autorità del regime, proprio perché compiva, fra virgolette, azioni illegali contro lo Stato. C'è da dire che è interessante, all'archivio dello Stato di Gorizia, mi sono meravigliato perché andando a vedere le carte della prefettura ci sono decine e decine di cartelle che si riferiscono ai preti. I preti che venivano tenuti sotto controllo, i preti sloveni naturalmente, che venivano tenuti sotto controllo dal regime fascista proprio perché svolgevano queste azioni che venivano considerate come propaganda anti-italiana, quella di insegnare ai bambini la lingua slovena, di insegnare soprattutto a scriverla, perché vedremo che nel secondo dopoguerra
gli sloveni di queste terre si troveranno in grave difficoltà, perché effettivamente per 20 anni i bambini non avevano, anche se parlavano a casa la lingua slovena, non avevano potuto scriverla, imparare a scriverla, e quindi si assisterà a una carenza non solo di maestri, di professori, ma anche di professionisti, avvocati, funzionari, e infatti dovranno arrivare da altre zone della Slovenia nel secondo dopoguerra, proprio per garantire i servizi in questo territorio. Quindi lui verrà tenuto sotto controllo per l'intero ventennio e allo scoppio della guerra aderirà al fronte di liberazione sloveno, sarà uno dei dirigenti del fronte sloveno e si sistemerà a Lubiana nel secondo dopoguarra, dove morirà nel 48, quindi sì, neanche tanto vecchio, perché era 59 anni, no? Quindi morirà a Lubiana e quindi parteciperà, diciamo, alla lotta di liberazione. Ultimo deputato, questo italiano, Giuseppe Tuntar, che probabilmente conosciamo già perché ne abbiamo già parlato tante volte. Lui era di Visinada d'Istria e viene eletto che aveva 39 anni, aveva studiato un paio di anni a Graz all'università, poi dopo per mancanza di soldi aveva dovuto interrompere gli studi, anche perché era andato con una borsa di studio, era di famiglia poverissima, era di famiglia contadina molto povera. E tra parentesi c'è da dire che non esistendo in questi territori una università italiana, chi doveva fare gli studi universitari doveva andare, o andava a Graz, la grande maggioranza andava a Graz perché era la località più vicina, chi aveva maggiori possibilità andava anche a Vienna, no? Quindi lui andò a Graz, non completò gli studi e diventò in Istria il massimo esponente del Partito Socialista agli inizi del secolo, era il segretario del Partito Socialista istriano, redattore dei giornali, scriveva per Il Lavoratore, era anche il direttore del Proletario di Pola. A Pola veniva pubblicato questo settimanale socialista di cui lui era il direttore. E arriva in queste terre nel 1909, quando viene scelto come direttore della Cassa Malati. Dopo parleremo della Cassa Malati perché è una cosa estremamente interessante e caratteristica appunto della nostra zona, magari qualcuno la conosce, ma comunque diciamo per chi non l'ha mai sentita. Quindi lui viene eletto nel 21 come deputato comunista, perché lui era prima socialista, nel 21 abbiamo visto era addirittura stato eletto nel Comitato Centrale del Partito Socialista Italiano e nella direzione nazionale del Partito Socialista, quindi era un personaggio di grande rilievo e viene eletto nel 21 all'età, dicevo, di 39 anni. E subito, ancora prima di essere eletto, diventerà anche il direttore del Lavoratore, il giornale Il Lavoratore, che era un giornale socialista, si stampava a Trieste ed era in quel periodo il maggiore quotidiano del litorale, perché vendeva in tutto il territorio e addirittura aveva 2 edizioni, l'edizione del mattino, Il Lavoratore, e avevo l'edizione serale e usciva come Il Lavoratore della Sera, quindi, e nel Lavoratore della Sera riportava le cronache delle province, perché nel Lavoratore del Mattino c'era solamente la cronaca di Trieste, i fatti internazionali, e quindi praticamente nel Lavoratore della Sera invece riportavano le cronache dai territori. E per concludere, lui nel 24, lui diciamo essendo un personaggio di
rilievo, viene più volte aggredito a Gorizia, tanto che lui girava con la pistola, insomma, no? Era uno di quelli che appunto dei fascisti più volte. Nel 24 decide di andarsene, anche perché nel frattempo, vedremo dopo, viene licenziato dalla Cassa Malati di Gorizia, quindi senza reddito, e va come tanti altri in Argentina, dove continua la sua attività politica. Si guadagnerà da vivere prima con una piccola edicola, dopodiché lui traduceva in italiano e in tedesco, faceva il lavoro di traduzione e anche insegnava storia di Roma, dell'impero romano, in alcune scuole private di Buenos Aires. Sì, si stabilisce quindi nella capitale. Va detto, che magari ne parleremo anche dopo, sarà uno che farà l'esperienza del carcere sia durante il periodo asburgico, perché verrà arrestato sempre per ragioni politiche, perché partecipava ai comizi, insomma tante volte anche in periodo asburgico c'era, talvolta i comizi andavano a finire con baruffe fra i vari partecipanti, proprio perché in Austria, non so, l'avevo forse già detto, c'era questa abitudine: quando c'era un comizio di partito, se c'era qualcuno che voleva intervenire, un avversario, lo poteva fare, e quindi Tunter era uno di quelli che andava, soprattutto che seguiva i comizi di Faidutti, quindi di Monsignor Faidutti, e quindi quando parlava Faidutti dove interveniva lui, e tante volte c'erano, o viceversa, perché anche lui era seguito da altri, quindi diciamo talvolta succedeva anche questo. Quindi in carcere durante il regime ausburgico, in carcere prima di diventare deputato, verrà messo in carcere, dopo ne parleremo, quando verrà distrutto il lavoratore di Trieste, e farà l'esperienza anche delle carceri argentine, proprio perché anche là nel periodo ci fu vari periodi di dittature militari, per cui insomma fece l'esperienza anche del carcere. Eccolo, quindi questo è il quadro. È stata l'occasione per andare a vedere effettivamente i risultati. Scusatemi, io vi fermo un attimo, perché vi do la possibilità di riprendervi dallo shock. Sì. Prof, una cosa. Io ho difficoltà a individuare i nomi. Potrebbe scriverli negli appunti che ci manda? Sì, senza dubbio. Avrete nome, cognome e tutto quello che vi ho detto. Grazie mille. Arrivano regolarmente? Sì, perfetti. Sì. Bene, Grazie. Ditemi se ci sono dei disguidi che correggiamo. E sono andato a rivedere i risultati elettorali, collegio per collegio. Ebbene, c'è alcuni dati anche interessanti, senza stare a citare i numeri. Per esempio, nel collegio di Gorizia, dove venivano eletti 5 deputati, si registra il maggior afflusso di votanti. Votano l'81% degli aventi diritti, maschi, no, chiaramente. Ed è la percentuale più elevata. E nella provincia nel collegio di Gorizia, perché che corrispondeva alla provincia comunque, la concentrazione slovena ottiene il 60% dei voti, a sottolineare che diciamo, prende i voti della stragrande maggioranza degli sloveni, insomma dei paesi sloveni. I paesi sloveni votano in stragrande maggioranza per la lista della concentrazione slovena e in parte per il Partito Comunista. Gli altri partiti, popolare, socialista, praticamente non ottengono voti, ma diciamo che comunque già il 60% indica
che la maggioranza della popolazione slovena vota per la concentrazione. Il secondo partito, e qui sono tutti partiti italiani, che quindi sono quelli che ottengono i voti soprattutto nella parte italiana della provincia, quindi Gorizia centro, Gradisca, Cormons, Monfalcone, Aquileia, questa era la zona in cui si votava per i partiti italiani e dove ovviamente la concentrazione slovena non prendeva voti, insomma. Ebbene, sì, avevamo già visto l'altra volta che il secondo partito che ha la maggioranza del resto nella parte italiana è il Partito Comunista, e il Blocco Nazionale e il Partito Socialista ottengono praticamente nel collegio la stessa percentuale di voti, circa l'8% ciascuno. E il penultimo partito è il Partito Popolare, che ottiene il 4%, a sottolineare come i cattolici non erano riusciti a riorganizzarsi e quindi a ottenere il consenso. Ultimo partito che si presentava era il Partito Repubblicano, che ottiene il 3% dei voti e, fra parentesi, ottiene la maggioranza dei consensi a grado. Grado, infatti, ancora fino a quando c'erano i partiti della Prima Repubblica, a grado il Partito Repubblicano aveva dei risultati molto importanti, insomma, rispetto agli altri. Eccolo, quindi questa era la situazione di Gorizia. A Trieste, il collegio di Trieste corrispondeva praticamente alla città attuale, perché non aveva una provincia, arrivava fino Aurisina faceva parte ancora della provincia di Gorizia, arrivava fino, come il paese che si chiama il paese prima, lì è il luogo Prosecco Santa Croce. Sistiana, prego? Prosecco Santa Croce finiva e dall'altra parte arrivava fino fuori Cesana. Sì, era praticamente circoscritta alla città, insomma, ecco. Ebbene, in questo collegio votano il 70% della popolazione, degli aventi diritto, quindi molti di meno che non a Gorizia. Però qui il Blocco Nazionale, che prende 3 deputati su 4, ottiene il 45% dei voti, quindi una notevole maggioranza. Il secondo partito è il Partito Comunista con il 20%, il terzo partito, il terzo e quarto partito che hanno la stessa percentuale dei voti sono il Partito Repubblicano e il Partito Socialista a Trieste, mentre la Concentrazione Slava è l'ultimo partito che ottiene il 9% dei voti. In questo collegio non si presenta il Partito Popolare, probabilmente non c'erano le condizioni, non era, quindi diciamo rispetto alla provincia di Gorizia, a Trieste c'è un partito di meno che si presenta alle elezioni. Prego. Il rapporto di popolazione nell'ambito goriziano, abbiamo parlato poco fa del rapporto del percentuale dei voti, il rapporto invece numerico tra il gruppo sloveno e il gruppo italiano è un'altra cosa. Visto che le prime elezioni c'era quel prete, adesso non ricordo il nome, che era andato del gruppo sloveno. Il Partito Popolare, teoricamente, che rapporti c'è? Ufficialmente non c'era, però i preti o il Partito Cattolico evidentemente faceva parte anche del gruppo sloveno, per questo probabilmente non era presente numericamente. Ma c'era anche un ecclesiastico in quelle liste. C'è però da dire che in periodo asburgico, quando forse è più facile fare il confronto, c'erano nel goriziano sia i cattolici sloveni che i cattolici italiani, come i liberali italiani e i liberali sloveni. Quando il cattolico Monsignor Faidutti viene eletto capitano della dieta provinciale, ottiene i voti dei liberali sloveni, ma non dei cattolici sloveni, perché probabilmente c'era fra i due gruppi nazionali, anche all'interno dello stesso movimento, probabilmente c'era un certo conflitto, quindi
non era automatico che il cattolico votasse per l'appartenente ad un altro gruppo nazionale, no? Anzi, non succedeva questo, cioè, gli sloveni votavano per i loro candidati nazionali e gli italiani per i loro, insomma, no? Quindi sì, sembra strano che i cattolici votassero in modo diverso. Probabilmente a Trieste il Partito Popolare non era ancora organizzato, perché anche nell'anteguerra, cioè in periodo asburgico, i cattolici eleggevano i deputati nel Goriziano, 2 su 3, ma a Trieste prevalevano i liberali italiani. Quindi i cattolici erano diciamo un gruppo minoritario già in periodo asburgico a Trieste. Infatti c'erano in alcuni collegi si arrivava al ballottaggio, ma si arrivava al ballottaggio fra liberali e socialisti, e i socialisti riuscivano ad eleggere un deputato al Parlamento di Vienna al ballottaggio a Trieste, perché votavano anche gli sloveni per i socialisti, e quindi riuscivano a prevalere, avevano un collegio in cui, il collegio più popolare di Trieste, eleggeva un deputato socialista anche con i voti dei lavoratori, probabilmente degli operai sloveni che abitavano in quella zona. Quindi sì, c'era un po' di... sì, non era scontato che i cattolici votassero per i cattolici, ecco, no? Quindi non era... Per quanto riguarda i numeri, per esempio, a Gorizia i votanti sono 60.000, a Trieste i votanti sono 35.000, quindi infatti il collegio eleggeva 4 deputati, mentre a Gorizia ne eleggeva 5. E in Istria votarono 55.000 persone, più o meno, un po' meno della provincia di Gorizia. Là si eleggevano 6 deputati però, e nella zona in Istria si registra la più bassa percentuale di votanti, 61%. Dopo magari riusciamo a capire anche perché. Quindi il 61 votano in Istria, il 70 a Trieste e l'81 a Gorizia. E in Istria su 6 deputati, dunque il blocco nazionale ottiene il 55% dei voti, quindi la grande maggioranza di quelli che vanno a votare. Il secondo partito è la Concentrazione Slovena con il 22%, e infatti i deputati vengono eletti 5 dal blocco nazionale che raccoglieva i vari partiti della destra, fra cui anche il partito fascista, e 1 viene eletto dalla Concentrazione Slovena, slava, scusatevi, perché il collegio istriano si votava, il nord era sloveno e il centro-sud era croato, no? Quindi, questo dato per dirvi che mentre come denuncerà poi in uno dei primi discorsi che mi sono andato a vedere, Tuntar farà un discorso in Parlamento in occasione della votazione sul governo di Vanoi Bonomi, dopo le elezioni viene eletto il governo Bonomi, e lui farà una dichiarazione di voto in Parlamento, in cui denuncerà il fatto che solo nella provincia di Gorizia le elezioni erano state tenute in modo regolare, perché non c'erano stati brogli, violenze, e quindi il risultato poteva essere l'espressione della volontà della gente. Mentre a Trieste e in Istria soprattutto si erano verificati, oltre alle violenze delle squadre
ma si erano verificati brogli, venivano fatte sparire le urne con le schede elettorali. In pratica, ecco, rileggendo questo articolo, mi sembrava di sentire le stesse cose che nel 24, quindi 3 anni dopo, dirà Matteotti al Parlamento per denunciare i brogli, le violenze commesse alle elezioni del 24, denuncia che gli comporterà quindi il rapimento e quindi la morte, insomma, no? Ed è interessante questo discorso che fa Tuntar in Parlamento, e tra parentesi è interessante anche leggere proprio la stesura parola per parola, perché chi poi dopo verbalizza anche raccontava quello, non solo quello che diceva, ma anche quello che succedeva in aula, perché il suo intervento viene interrotto, ci sono addirittura gli viene scagliata contro una sedia, per cui il Presidente dell'Assemblea deve sospendere la riunione, e quindi dopo c'erano anche quindi tafferugli in aula, come un po' succede ancora oggi, insomma, no? Oggi si espongono i cartelli, ma quella volta, tante volte anche si passava alle vie di fatto, quindi la storia che si ripete. È interessante questo discorso in quanto lui diciamo, accusa le autorità governative italiane di aver imposto un regime sgradito, perché accusa le autorità italiane di aver non di comportarsi come chi arriva in un paese che è stato liberato e quindi che vuole far parte ma come di una colonia che viene occupata, e quindi si adoperano gli stessi sistemi che, dice lui, venivano usati in Eritrea e in Somalia e quindi denuncia i ritardi nel pagamento dei danni di guerra, denuncia il fatto che venivano pagati solamente agli imprenditori più ricchi, e la gente era scontenta perché ancora molti vivevano nelle baracche dei militari, molti altri avevano, come avevamo anche già detto, nelle trincee del Carso, in baracche costruite con materiali di fortuna, perché effettivamente lungo la linea del fronte buona parte dei paesi erano stati completamente distrutti. Quindi c'era un forte malcontento, lui lo denuncia, e denuncia anche il fatto che le nuove autorità italiane siano quelle che sostengono e hanno dato la possibilità al fascismo di prendere il controllo di vasti territori. E infatti lui dice il fascismo in queste terre è particolarmente forte proprio perché trova il sostegno intanto dei militari, e fa anche i nomi di alcuni generali, Capello, del Duca d'Aosta, che erano comandanti di alcuni reparti in queste terre, perché i militari fornivano le armi, fornivano l'addestramento militare alle squadre, talvolta erano addirittura i comandanti delle squadre d'azioni, pur essendo militari in servizio attivo. E denuncia anche le guardie regie, che erano quelle che dovevano mantenere l'ordine e che in genere arrestavano coloro che erano aggrediti, non quelli che aggredivano, i giudici che non condannavano gli squadristi che andavano in giro a bastonare o a incendiare le sedi. E accusa anche quello che Antonio Mosconi, che in quel momento era il governatore italiano della Venezia Giulia. Lo accusa dicendo che lui aveva permesso alle squadre fasciste di dare l'assalto al giornale Il Lavoratore, di cui Tuntar era il direttore. E lo accusa perché i fascisti avevano indicato con chiarezza il giorno e l'ora in cui avrebbero provveduto a dare l'assalto al giornale.
E infatti all'interno del giornale c'era stato, come avevamo visto l'altra volta, c'erano costituiti quei gruppi di autodifesa, fra cui c'era anche Tuntar, e i fascisti quando arrivano tentano più volte di penetrare nella sede del giornale, in cui c'era anche la tipografia che stampava il giornale, non ci riescono, ma appunto il governatore Mosconi aveva inviato sul posto sia le guardie regie che anche un reparto dell'esercito, era della brigata Sassari. E che cosa succede? Che di fronte al tentativo dei fascisti di entrare, che non riesce, i militari entrano nell'edificio, praticamente arrestano tutti coloro che stavano difendendo l'edificio, fra cui anche Tuntar, e li portano in questura e quindi si allontanano dalla sede, che può essere tranquillamente invasa dai fascisti che distruggono le macchine, incendiano la sede, tanto che il lavoratore riprenderà le pubblicazioni dopo alcuni mesi, quindi verso la fine dell'anno. Vi faccio vedere anche questa foto, è Giuseppe Tuntar, che vedete anche un numero, è il giorno stesso in cui viene arrestato proprio nella sede del lavoratore. Si capisce che deve aver preso anche qualche sberla, perché in Parlamento denuncia e dice che in periodo asburgico le carceri erano migliori perché i poliziotti non picchiavano gli arrestati, come invece avveniva in Italia. Lì cita non solo il suo caso, ma anche quello di altri che venivano interrogati in maniera piuttosto dura, insomma, no? E quindi questo suo intervento per spiegare come queste violenze, avessero permesso in alcune zone del litorale, cioè avessero impedito il regolare svolgimento delle elezioni, per cui dice praticamente, sostanzialmente, queste elezioni nella circoscrizione di Trieste e di Pola non hanno valore perché sono state imposte con la forza. I risultati sono stati imposti con la forza perché il giorno delle elezioni in molti paesi viene vietata alla gente di andare ai seggi, vengono sequestrati i certificati elettorali, molti non vengono iscritti come aventi diritto pur avendo, quindi c'è tutta quanta una serie di brogli e di violenze che secondo il deputato appunto non permettono alla gente di esprimere la propria volontà, insomma, no? E questo mi sembrava un po' un tipo di discorso che risentiremo fra qualche anno, non noi, ma che verrà fatto nel 24 da Giacomo Matteotti. Ah sì, questo qui, sì, queste sono le foto di Tuntar giovane, questo è con la moglie, che era una di Capriva, che aveva conosciuto appunto in Istria, che salutarvi perché fra un paio di minuti ci cacciano dall'aula,